A nome della segreteria del Partito Democratico, a fianco a me ci sono i segretari provinciali e comunali di Venezia. Siamo qui oggi e iniziamo, come è ovvio, come è doveroso, questo momento non facile per il nostro Paese, non facile per tutta la comunità italiana, e quindi io proporrei innanzitutto, visto quello che è successo questa notte al largo di Lampedusa con le oltre 700 vittime del Mediterraneo, di alzarvi tutti in piedi e iniziamo con un minuto di silenzio. Grazie. Grazie a tutti. Come ormai tutti sapete, il segretario nazionale del Partito Democratico, che è, come sapete, Presidente del Consiglio, ha dovuto rientrare in quel di Roma, ovviamente, doverosamente, perché è ovvio che in questi momenti un governo si stringe attorno ai problemi, alle difficoltà e in questo caso, ahimè, alle tragedie. Noi siamo qui e noi siamo quella comunità di uomini e donne che non ha dubbi rispetto a queste considerazioni. Siamo qui per dire questo, portare ovviamente l'affetto e la riconoscenza della segreteria nazionale del partito e ovviamente di Matteo Renzi, e iniziamo questo incontro doveroso con tutti quanti voi, ringraziandovi per la fiducia e per la presenza così massiccia e ripeto, i tre segretari dei tre livelli, regionale, provinciale e comunale, danno il benvenuto al nostro candidato sindaco, a Felice Casson, che è qui con noi. Il nostro presidente è a Roma, è qui con il cuore, ma è a Roma per tentare di risolvere questo gravissimo fatto che è successo questa notte. Noi andiamo avanti ovviamente con il cordoglio, ma anche con la stessa determinazione rispetto ai problemi del Paese, della nostra regione e della città di Venezia. Grazie Felice e buon lavoro.